intanto buonasera a tutti e tutte. Vi chiedo di accogliere con un grande applauso i nostri ospiti di stasera, Antonio Albanese e Giuseppe Battiston. Grazie. Ciao a tutti, grazie. Hai capito? Grazie mille. E non sono tutti, perché nel salutare voi salutiamo anche il pubblico di Sala Pasolini che ci sta guardando in differita. Ciao Sala Pasolini, ciao a tutti. Ciao. Eccoci qua. Erano ci troppi e sentite, sono in troppe. contatto, sì. Eccoci qua. Bene, è sempre un grande piacere vedere una sala piena, è davvero sempre una grande emozione perché dopo tanta fatica ti ripaga tutto questo e quindi siamo molto contenti. Noi stiamo accompagnando il film un po' ubriachi quasi. Poi in Friuli. Oggi abbiamo fatto delle soste, insomma, lui conosce questa terra e conosce tutte le noteche praticamente. Ci siamo idratati. Ci siamo idratati. E quindi siamo molto contenti, siamo da una settimana, 10 giorni in giro per l'Italia, da Milano a Roma. Non sembra vero. Incredibile, da Firenze a Lecco. Domani andiamo a Bologna, a Modena, poi andiamo a Genova, a Lucca e alla Spezia anche, no? Poi basta. Poi sì, finito. E siamo molto contenti in maniera particolare perché è un ritorno a quello che io chiamo il mistero, che è la comicità, dopo varie esperienze che qualcuno ha visto di film non certo comici, come 100 Domeniche, eccetera, eccetera, c'è questo desiderio. Io l'ho fatto perché avevo le energie per farlo, perché la comicità, come dico sempre io, poi è una questione di gusti, è soggettiva al massimo, però è molto più faticosa, è molto più difficile. Io per poter fare questo film ho avuto bisogno chiaramente di un produttore che mi ha assistito e ha partecipato immediatamente all'operazione, ma soprattutto l'ho potuto fare, visto che è un film corale, grazie a degli attori meravigliosi e tra questi io metto davvero, guardate, io quest'uomo lo conosco da quasi 40 anni, abbiamo fatto l'Accademia d'Arte Drammatica insieme a Milano e abbiamo fatto poche cose insieme, abbiamo fatto uno spettacolo teatrale che abbiamo portato a Siviglia all'Expo del 92 che ha rappresentato l'Italia, un Caligola di Camus, dove chi faceva Caligola? Lui. Perché era più bravo e poi lui ha fatto tante altre cose, ha alternato teatro e cinema come ho fatto anch'io e poi ci siamo incontrati e quando ho parlato con Carlo Degli Esposti, il produttore di Paloma, gli ho detto senti, Beppe ha accettato, quindi possiamo partire con il film perché ha bisogno questo film di attori sublimi come Beppe e c'è anche di Coraline Ignanese che vedrete che dorme abbastanza nel film, poi c'è questo giovane meraviglioso che si vede in manifesto, no, che è Niccolò Ferrero e quindi è un film corale e io ho cercato in un modo o nell'altro su una base molto semplice però insieme a loro di raccontare in maniera una comicità, di raggiungere dei segni, dei momenti che io volevo raggiungere e io penso di esserci riuscito, poi come sempre sai questo è stato definito un film particolare. Io da quando ho iniziato a fare tutta la mia comicità, la prima cosa è stata Epifanio, mi è stato detto è un personaggio particolare. Il secondo che ho fatto, se non sbaglio in ordine di tempo, c'è Alex Drasti, questo è un personaggio particolare, capito? Però a un certo punto ho anche pensato, quindi è un bene, perché vuol dire che non è mai stato visto. Quindi offri qualcosa di diverso, io poi sono un pazzo perché vado dal ministro della paura a Epifanio, quindi come dire, c'è però da parte mia, da spettatore, bisogno di farmi sorprendere, quindi spero anche di sorprendere poi il pubblico. Questo è un film ambientato sul lago d'Orta, vi do 2 notizie perché così rispondiamo immediatamente alle domande che vi potete fare. Lago d'Orta è un lago molto bello in Piemonte ed è famoso perché c'è quest'isola nel centro. Tu l'hai visto? L'hai mai visitato? No, il film l'ho visto, però il lago non ho mai visto. È quello, non ti ha mai portato nessuno? No, mai. Tesoro, no, una vita dispiace. triste, cioè sì. Non ti ha mai portato perché è molto romantico. Adesso chiederò di andare a fare un tour. E dentro questo lago proprio c'è un isolotto famosissimo, molto bello, un borgo uno dei più belli del mondo, che è Orta San Giulio, che è famoso perché c'è un convento dove ci sono 80 suole di clausura. No, allora non mi portano.
Sono tante, 80 sono tante. Perché vi dico questo? Perché era successa una cosa particolare durante il film, noi abbiamo girato 6 settimane su 8 di notte ed all'interno di questa casa io volevo in profondità vedere questa meraviglia. Allora ci siamo detti col direttore della fotografia, ma la illuminiamo verso le 3:30 di notte, così loro dormono. Non dormivano. Perché il giorno dopo è arrivata un'email e l'email diceva non puntate la luce su di noi, sembra una metafora anche questa cosa. Allora io ci sono rimasto e ho detto, caspita, alle 3:30, ma cosa fanno alle 3:30, no? Una preghiera, giusto, fanno una preghiera. E benissimo. Allora ho pensato... pastiglie. Allora ho pensato, il giorno dopo devo fare ancora un frammento, anticipiamo alle 2 di notte, che è l'orario, i PR di Rimini vanno a dormire a quell'ora. Ho detto alle 2 non pregano, perché se pregano alle 3:30, abbiamo puntato ancora, era l'ultimo frammento per fortuna, il giorno dopo è arrivata un'altra email. No, questo per dire. Detto questo però ci siamo trovati molto bene, è stato molto bello, molto piacevole. Ultima cosa particolare che riguarda un po' voi, perché come dire Beppe è friulano e rispetta moltissimo le tradizioni friulane, lui da Roma ha portato una griglia. Non mi fidavo. E insieme per 2 mesi, grazie a lui, perché organizzava delle cene meravigliose, siamo stati molto bene. E il tema del film è anche l'amicizia e questa cosa ha rafforzato molto di più, insomma, questo è. Ha cementato. Ha cementato un po', sì. Tanto Sì, cementato. Sì. Infatti io devo fare gli esami per il costerolo, li faccio ad aprile. Sì, ma del prossimo anno. Del prossimo Ecco. Allora, grazie innanzitutto per questa accoglienza calorosissima. Antonio non lo sa, glielo dico io, sono mezzo di qua, perché io sono un po' di qua e un po' di là da Laghe. C'è anche un po' di Pordenone. E sono anche, sì, mio padre era di queste parti, era di un paesino che si chiama Zoppola. Eccolo qua il campanile. Ah, Zoppola! È molto bello, è bello Zoppola? Vai, allora io vado al lago e tu vieni a vedere Zoppola. Esatto. Facciamo un... Risate matte, Non ti serve andare al lago d'Orta. No, se ma poi sei stata a Zoppola. A Zoppola cosa fanno alle 3 di notte? Dai, tipo? su, chissà cosa fanno, dai. E quindi è una gioia essere qui. Stiamo veramente facendo un giro che sembra che siamo al Kinderheim. Ogni giorno cambiamo 32 città, ma c'è una cosa che io non riesco a fare l'abitudine a questa accoglienza. Voi a Conegliano l'altra sera, a Olginate, Antonio è di Olginate, voi Un non paesino avete in idea. provincia di Lecco. Era una sala come questa, gremita come questa, con degli hooligans dentro. Sì, li ho educati bene. Sì. Urlavano, fantastico. Quindi vedervi qua è una gioia enorme. So, ci sono anche i miei parenti, li saluto, non sono riuscito a salutare. Sono in prima fila, in prima fila. Vedi, Prima fila. devo lavorare sulle diottrie. Guarda qua, tutti qua. Beh, ciao parenti, ciao. Bene, ci vedo tantissimo io. Allora... È il potere del Friuli, comunque. Allora, Antonio parlava della comicità come un mistero. Secondo me, lui il mistero comunque l'ha già svelato dentro di sé da qualche parte, anche se non lo sa. È il più grande comico che c'è in Italia. Sono venuto l'anno scorso a Pordenone a fare i miei personaggi. È piaciuto? È andata bene? Infatti è andata Avete molto riso? bene, sì. Ecco. Li ho fatti quasi tutti, sì, è vero, è vero. Ho proposto di recente la sua candidatura a patrimonio dell'UNESCO, quindi quello no, dire cattiverie, per piacere. Sanremo no. No, me l'hanno proposto parecchie volte, sì, però non ho mai tempo. Esatto, ecco. esatto. E quindi, cosa stavo dicendo? Ah sì, è un mistero la comicità. Ne parla come di un mistero. Lui lo conosce, ce l'ha comunicato, ce l'ha passato questo segreto. Noi questo segreto lo passiamo a voi, aggiungendo una piccola cosa, che la comicità, è vero, è un mistero perché ha bisogno di mistero,
è una cosa che si svela all'improvviso, altrimenti non ci farebbe ridere. L'altra cosa, che la comicità è un contagio, che voi è un morbo che non potreste contrarre se foste seduti nel salotto di casa vostra. Solo qua, in mezzo a questa platea, riuscirete a contagiarvi di buon umore, di allegria e di voglia di liberarvi dal peso del quotidiano. Grazie. Evviva! Io prima di lasciare il film ho una curiosità che forse molti di voi sanno, ma non tutti, però a me è piaciuta quando l'ho scoperta, che tu prima parlavi del cast, no? Del cast c'è anche Nicola Rignanese e fa un personaggio particolare che però, se non sbaglio, è ispirato a una... È tutto sì, particolare, sì. ma è ispirato a un fatto Allora, Nicola realmente... Rignanese, lo vedrete, Gigi il film nasce da una storia vera, ma come tante cose, come i personaggi, come tutte le storie, nascono magari da una notizia, da un aneddoto, da un racconto che senti da un amico e tutto, e quella cosa può sviluppare una storia o qualcosa anche di più. Questo film nasce, eravamo proprio in quel lago, io e il mio amico sceneggiatore, quel lago è un lago che io frequento abbastanza ogni tanto, e i amici dicono che, poi lo abbiamo anche un po' conosciuto, c'era un cinquantenne che non lavorava, non ha mai lavorato perché lo trovava volgare, e viveva sulle spalle della zia, benestante, molto benestante. La zia non aveva figli, aveva solo questo nipote, quindi lui... Però la zia a un certo punto si è vendicata, non ho mai conosciuta la zia perché è morta, e ha lasciato tutto alla chiesa, tutto, ma tutto, e a lui ha lasciato i trucchi e la sua collezione di parrucche. E io questa cosa ho trovato, vedete, poi può far ridere, a me ha fatto ridere moltissimo. E il film parte da quello, parte da questo scappato di casa, che poi incontra altri scappati di casa. E quindi nasce da questo. Perché poi sono ritornato nella provincia, io poi ho un debole per la provincia, sono nato in provincia e tutto, perché in provincia, soprattutto se vogliamo trattare delle maschere, dei caratteri, in provincia si isolano perfettamente, nelle città si disperdono, no? Quindi non riesci, come dire, a afferrare e non appartengono, non riesci proprio a individuarle. La provincia ha questa capacità, combini una cosa in provincia, quella cosa rimbalza per mesi in un paese, in città no. E quindi qui c'era la mia occasione per poter sviluppare dei caratteri e focalizzare l'attenzione su certi caratteri di questi uomini che poi vivono, non sono tanto delle invenzioni, esistono questi personaggi e un po' mi commuovono, perché io amo l'ingenuità, amo anche quelle persone che non ce l'hanno fatta, però non si disperano di questo, non si lamentano, no? Come in questo caso si sono fatti cullare un po' troppo dalle onde del lago e lavoreranno da grandi probabilmente. Però sono persone sane, sono persone che comunque poi sono incapaci di affrontare, vedrete, un incidente, sono incapaci e da lì partono alibi, partono follie, nevrosi e tutto. Però una cosa vi voglio dire, nella comicità che io seguo da più di 35 anni ci sono piccole cose che adesso cerco di individuare e in questo film la fa Beppe, una cosa che a me ha ripagato un po' di tutta la fatica. C'è una scena quando entrerà Pink, poi capirete chi è. Molto dolce, cioè non Pink dolce, la scena è molto dolce. Sì, è molto dolce, sì. No? È una escort, per quello ci siamo. Però è molto dolce, non è lo stereotipo della no, è troppo facile. È un'attrice meravigliosa, Mariana Folli. E c'è un momento dove Beppe fa una cosa, una piccola posa, poi come sempre è una questione di gusti, se quella cosa a me ha fatto godere, ma una piccola cosa, un piccolo segno dove dici, ecco, sono riuscito dopo quelle cose a raggiungere quella cosa che volevo raggiungere. Sono pazzo? Non lo so. Però mi piace la comicità, per me la comicità è una delle forme d'arte più elevate in assoluto, faticosissima, difficile, rischiosissima, però è bello così e siamo molto contenti, vero? Tantissimo. Sì. Non si vede, io ma lo siamo amo contenti. profondamente. C'è un amore... Poi dopo questa esperienza, non lo so. No, è che siamo stati a Udine. Siamo stati a Udine oggi, ma non proprio a Udine, diglielo. No, ci dobbiamo riprendere dalla sala. No, sì, è vero. Prima siamo stati a pranzo in collina. Sì, a pranzo, sì. Dove... Abbiamo mangiato una mucca in movimento, l'abbiamo fermata. No, a parte gli scherzi, anch'io, anche lui, siamo buongustai. E Beppe non solo buongustai, ma se ne intende poi veramente se ne intende, ha trasmesso questa passione a tutto il lago d'Orta, sì, praticamente. Adesso... E lui, pensate, sul lago d'Orta lui si è portato da Roma la griglia.
perché non si fidava. Ebbene, una sera organizza una cena, tutti vanno, quando Beppe invita tutti vanno. E a un certo punto viene da me Beppe e mi dice: Antonio, c'è un problema. Qual è il problema? C'era una costata di 2,5 kg e non c'ho il contorno, non c'ho le patate, l'insalata, cioè non c'ho il contorno. Ti va bene se mettiamo delle salsiccette attorno? Antonio Albanese! Giuseppe Battiston, grazie. Evviva e buon fine settimana. Buon fine settimana, lasciatevi Grazie. andare con serenità, tranquillo, per un momento. Ciao. Buona visione. Grazie mille, grazie mille. Un saluto ai tuoi parenti. Tua sorella che ti dà. Tua sorella. Sono momenti.